Quarta corsa, premio Art Cesena. I cavalli di categoria G sono in 8 al via. Ritirato il numero 2. 1 Bomberalter Antonio Di Nardo, 2 Bramante Marco Stefani, 4 Brios Andrea Vitagliano, 5 Ancora Bella Massimo Andreani, 6 Brian Tor Gennaro Mitrano. Seconda fila 7 Beyoncé Jet Natale Cintura, 8 Argentina Lux Davide Angeletti, 9 Black Fire Horse Manuel Pistone. Stacco della macchina, veloci Brios e Ancora Bella. Alla fine passa la femmina di Massimo Andreani al comando, ma numero 3 Bramante Brios vuole subito tenersi la destra libera. Vediamo se Andrea Vitagliano ha da chiedere strada. Ora si accontenta della seconda posizione, però avanza al largo Brian Tor. Intanto 200 metri in 15-1. Rimane davanti Massimo Andreani con Ancora Bella, Brios in seconda posizione, poi alla fine desiste anche Brian Tor che si accoda terzo davanti a Bomberalter. Tanto 400 che van via in 30 appena abbondante. Vediamo all'esterno Black Fire Horse, ma poi esce ancora Brian Tor con Gennaro Mitrano e va a raggiungere la battistrada dopo 600 metri in 46,1. Passaggio davanti alle tribune. Ancora Bella in vantaggio sulla pariglia formata da Brios e Brian Tor, poi Bomberalter affiancato da Black Fire Horse chiude la pariglia con Argentina Lux e Beyoncé Jet. 1,7 il giro, con il gruppo abbastanza serrato. Chilometro in 1,15,8, sempre in vantaggio Ancora Bella. Ora fa sul serio all'esterno Brian Tor, mentre si lancia anche Beyoncé Jet in terza ruota con Natale Cintura, retta di là, passata in 14,3. 3 cavalli a ventaglio sulla curva finale con Brios che è murato. Poco più di 200 metri alla conclusione. Alla fine Andrea Vitagliano aspetta l'open stretch. Ultima curva passata in 15,2, retta d'arrivo con Ancora Bella un po' in difficoltà all'esterno di tutti. Beyoncé Jet trova l'aria Brios, ultimi metri. Beyoncé Jet però ha preso vantaggio e viene a vincere nei confronti di Brios. Poi probabilmente Bomberalter, 1,14,5 la media al chilometro per Beyoncé Jet, la femmina da Ken Worketing che Natale Cintura ha portato a scattare i 600 finali in terza ruota e ha preso vantaggio decisivo che Brios non ha potuto recuperare e si deve accontentare del secondo posto su Bomberalter. Al quarto Brian Tor.